Presidente, gli impiantisti sono di diritto una parte fondamentale e essenziale per l'edilizia, e quando si costruisce meno, quando non si vendono case, ovviamente anche l'installazione di impianti soffre. Però voi avete un vantaggio: lavorate anche nella ristrutturazione, riconversione, nell'ammodernamento, le nuove tecnologie, il risparmio energetico, tutte queste cose. La conferenza che oggi la Conferenza del Veneto ha chiamato qui per gli Stati Generali, per una conferenza programmatica per l'edilizia, porterà delle proposte, degli sviluppi. Voi come installatori come vi vedete in questa situazione e che cosa vi aspettate da questo incontro? Credo che come tutte le altre categorie, come le categorie del settore casa, anche noi punteremo sul far prevalere i risparmi energetici, perché credo che da questo momento in poi raggiungere l'efficienza energetica negli edifici sia l'unico modo per poter operare ancora. Recuperare gli edifici esistenti, rendere più efficienti gli edifici costruiti anche da breve, perché fino a poco tempo fa si costruiva in una certa maniera. Comunque fare intervenire e installare tutte queste nuove tecnologie per poter risparmiare energia, non so, automatizzare gli edifici. A me piace dire così, quello che si dice domotica, che può sicuramente far risparmiare in consumi e quant'altro, usare energie da fonti rinnovabili, dare un primo posto a quelle e soprattutto cercare di staccarsi il più possibile da quelle che sono le forniture normali di tutte le abitazioni, cioè fornitura energia elettrica, fornitura riscaldamento, gas e quant'altro. Cercare di essere più autosufficienti possibili, naturalmente intervenendo su delle strutture che prima i miei colleghi magari hanno fatto delle operazioni per far disperdere meno sia il caldo che il freddo. Ascolti, si parla tanto in questo periodo di tempi di pagamento, di problema della pubblica amministrazione. C'è anche ovviamente un problema del pagamento tra imprese e anche con i privati in questo momento. La categoria degli installatori di impianti come la sta vivendo questa situazione? Sicuramente un po' non tanto bene, anche perché l'installatore sicuramente non è il primo che inizia su un lavoro, su un cantiere, viene magari dopo, ma di sicuro è l'ultimo, e sì che la maggior parte delle volte ci troviamo a dover soffrire un po' da quel lato lì. Girano molto meno soldi, ci sono difficoltà nei pagamenti da parte anche delle imprese, ma perché a loro volta hanno difficoltà a incassare, a recuperare, a monetizzare. Sicuramente è un momento difficile che dovrebbe andare corretto in qualche maniera, magari pensando prima di eseguire l'intervento la disponibilità economica o attingere a dei finanziamenti esterni che anche le banche dovrebbero mettere a disposizione in maniera magari maggiore, proprio in questo momento, per aiutare le imprese.